Padre Maria Turoldo non ha mai smesso durante la sua vita di ricordare che la sorgente viva della sua poesia è stata a Coderno, nel suo paese, nel Friuli, dove per la prima volta ha avuto l'esperienza del luminoso, del rivelarsi della natura, e allo stesso tempo ha vissuto, anche se in condizioni appunto di povertà, l'amore della famiglia e la vicinanza delle persone di fronte anche alle avversità della vita. È stato anche un uomo di religione importante, è stato un uomo libero di grande importanza, ma come vediamo nel suo film Gli Ultimi, quella dimensione di povertà che ha significato anche capire il limite tra appunto l'avere e l'essere, oltre a portarlo a impegnarsi molto nell'ambito del sociale e nell'ambito della cura delle anime, ha anche dato un'energia straordinaria, una profondità unica alla sua poesia, che è sostanzialmente canto, è sostanzialmente inno, anche se a volte è un inno arrabbiato, è un inno che chiede ragione delle condizioni del mondo. A Coderno, la casa natale di padre David Maria Turoldo è stata restaurata, adesso è visitabile, è la sede di un centro culturale. Ho conosciuto padre David Maria Turoldo in più di un'occasione e la sua esortazione, sapendo che un giovane scriveva poesia, era sempre la stessa. Canta, canta. La poesia per lui, la definiva così, era un canto, era un inno e possiamo appunto ancora oggi riconoscerlo nelle sue poesie. L'itinerario che si può immaginare intorno a Coderno è quello che può partire dal Parco delle Risorgive di Codroipo. Siamo vicino al tagliamento e lungo il tagliamento, in quei paesi che appunto intorno a Coderno si situano, arrivare magari a Dignano e poi, perché no, percorrere quel movimento collinare che da San Daniele porta fino a Colloredo, attraverso i castelli, Moruzzo, attraverso Fagagna e altri luoghi, insomma un paesaggio stupendo e anche delle bellezze storiche da ammirare. Checco, forse tu hai capito. Tuo padre non è un debole. Non me ne vado perché la terra non si deve tradire. E tu non dovrai vergognarti di essere un contadino.